Onorevole, dalla presenza odierna qui in Friuli Venezia Giulia cosa nasce e cosa semina per il futuro di Fratelli d'Italia? Diciamo che questa presenza serve a celebrare l'ingresso di Mario Anzi, uno dei sindaci più amati d'Italia, fortemente rappresentativo anche per l'azione benefica che ha prodotto sul territorio. È il segno di una crescita di Fratelli d'Italia che non è fatta soltanto di freddi sondaggi, ma è fatta di amministratori, di persone che credono nel nostro progetto e che vogliono dare una mano per tentare di trasformarlo in un fatto compiuto, in opere concrete. Speriamo di poter presto farlo non soltanto qui a Rivignano, ma anche in Friuli Venezia Giulia, ma anche a livello nazionale, in particolare auspicando che queste elezioni regionali possano spazzare via l'esperienza di governo di Conte e dei 5 Stelle insieme al Partito Democratico. E in vista delle imminenti amministrative locali, che ruolo avrà Fratelli d'Italia all'interno della coalizione di centrodestra, dove è presente? Fratelli d'Italia ha sempre avuto questo ruolo, diciamo, di cerniera. Noi abbiamo sempre fatto il tifo per una coalizione di centrodestra all'interno della quale ognuno possa manifestare la propria identità, le proprie sensibilità, perché è sempre stato così. Alla fine penso che i cittadini italiani abbiano imparato anche a conoscere le sfumature, perché fortunatamente invece i valori sono ampiamente condivisi tra Fratelli d'Italia, cioè la destra italiana, la Lega Nord e Forza Italia, ma non può e non deve venir meno quello spirito di collaborazione a cui i cittadini friulani, ma anche i cittadini italiani si attengono, perché lo spirito di collaborazione e l'unità sostanziale è un elemento di chiarezza nella politica. E quindi quando capita, perché capita anche da noi, che ci sono dei dissapori e delle coalizioni finiscono per disarticolarsi, non è mai un buon momento. Sindaco, allora quest'oggi possiamo dire si ritorna alle origini per quanto riguarda la sua esperienza politica? Ma diciamo che ho pensato che era il momento di tornare a impegnarmi anche al di fuori del mio comune. In questi 10 anni mi sono interessato soprattutto delle cose che succedevano nel comune di Rivignano Teor e adesso penso che sia il momento anche di interessarsi di cose che succedono al di fuori e ovviamente non poteva che essere nel movimento politico in cui io sono sempre stato fin dai tempi di Alleanza Nazionale. Poi non ho aderito al PDL perché non ritenevo coerente con le mie idee quell'iniziativa, e da quando Fratelli d'Italia è stata fondata nel 2013 sono sempre stato vicino, ma anche senza partecipare attivamente. Penso che adesso possa essere il momento giusto. Senta, e i Marigni che suppongono Manzi sta lavorando per lei, cosa risponde? Bisognerebbe concludere il per, nel senso che se è come dicevo, spesso soprattutto nella Prima Repubblica c'era l'abitudine di non dire mai le intenzioni che uno ha realmente, e cioè se chiedevi per esempio a un sindaco se si ricandidava, quello ti diceva di no, anche se sapeva benissimo si sarebbe ricandidato. Ecco, a me non è mai piaciuto questo stile, io penso che si debba giocare a carte scoperte o quantomeno dire la verità, per cui se qualcuno pensa che possa magari in futuro candidarmi anche ad elezioni diverse rispetto a quelle comunali, come per esempio le regionali, io amo fare il sindaco del mio comune, o quando non lo potrò più fare, se confermata la legge che vieta la candidatura dopo i 2 mandati, un pensierino lo farò, questa volta insomma lo dico in estrema franchezza.